Los Angeles. Ad oltre un anno dalla partenza dall'Italia, l'Amerigo Vespucci è approdata in California. Le suggestioni del villaggio Italia hanno conquistato a migliaia gli americani, che hanno definito questo evento wonderful, meraviglioso, mentre la parola che noi italiani vogliamo usare a ragion veduta è orgoglio. Sì, perché qui abbiamo molto di cui essere fieri, un'organizzazione perfetta, tutte le nostre eccellenze in bella mostra, è un esempio di arte come ponte tra il passato e il presente. E la David, l'opera dello scultore Iago che accoglie proprio ai piedi della passerella tutti i visitatori di nave Vespucci. È un onore essere qui. Questo è un piccolissimo simbolo in relazione, no, rispetto a quello che abbiamo davanti ai nostri occhi, questa nave meravigliosa. Quest'opera partecipa a questo viaggio e sarà una scuola per me, tornerà arricchita esattamente come torneranno in patria il capolavoro delle persone che la vivono. Iago ha firmato anche, insieme a Serena Autieri, Matteo Zoppas, presidente dell'Istituto per il Commercio Estero, e molti altri, il Libro delle Radici. Un libro diventato iconico simbolo inserito nell'evento Torna a casa, realizzato con il Consolato Generale d'Italia a Los Angeles, il Ministero degli Esteri, Direzione Generale per gli Italiani all'Estero, per promuovere Italea, un progetto teso a favorire il rientro in patria degli italiani emigrati. In questo, che è l'anno delle radici, diventa ancora più significativo riscoprire l'immenso patrimonio immateriale italiano, di cui l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia sta curando il censimento. La nostra organizzazione, che da 140 anni porta avanti questa costruzione di storie e di tradizioni, che era il legame forte di chi partiva e di chi poi voleva tornare per rivivere quelle occasioni. Le nostre città, i nostri paesini si riempivano di tanti emigrati per le occasioni, per le tradizioni, per le feste, per i riti. I ricordi come parte essenziale della consapevolezza del presente e chiave di volta per affrontare il futuro. A Los Angeles la storia dei migranti si incrocia con quella della nave che meglio rappresenta le tradizioni della Marina Militare Italiana. Tra poco vi mostreremo l'incontro con il comandante del veliero più bello del mondo e l'inaspettata performance che la compagnia di Marco Savatteri ha inscenato a bordo, facendo riaffiorare la nostalgia di casa in chi da più di un anno solca i mari del globo con coraggio e tenacia. Poi proseguiremo per Tokyo. Io non sono siciliano, io vengo dall'isola concorrente, la Sardegna. No, qua c'è invece una bella rappresentanza tra allievi ed equipaggio siciliani. Non sono tutti, ne abbiamo anche di più, però non volevamo esagerare come al solito. Questo vento d'Italia che avete portato è arrivato veramente ovunque, veramente grazie. Quindi noi avevamo pensato di portare un pensiero a tutto l'equipaggio. Dove c'è proprio scritto Amerigo Vespucci, Los Angeles bellissima. 2024. Grazie. Abbiamo voluto portare un pezzo di Sicilia, perché è un pezzo di pietra lavica, Bellissimo. per ricordare, ecco, l'evento che si sta facendo qui, a nome di tutte le Pro Loco d'Italia che io rappresento, e il grande impegno che mette nella sua attività e quella dell'equipaggio, ovviamente. Tanti i doni ricevuti e graditi e parole sincere sulla grande comunità di italiani nel mondo. Più lontani andiamo dall'Italia, più sentiamo la vicinanza degli italiani e dei figli di italiani. Ce ne sono veramente tantissimi che hanno un bel ricordo dell'Italia e delle sue tradizioni. Per ricambiare, il comandante Lai ha voluto donare il crest della Vespucci alla delegazione de Il Made in Sicily,
e apporre la propria firma sul libro delle radici. Poi, quasi commosso, ha ricordato il suo partire. La prima partenza è stata quando sono partito per andare in Accademia Navale. Quello per me è stato partire, quindi lasciare la Sardegna, avere la consapevolezza in quel momento che iniziava un altro percorso. Sapevo che ci sarei tornato, ma sarebbe stato un tornarci in vacanza, un tornare a trovare gli amici, ma si tagliava un ponte quel giorno, quindi questo per me è partire. Però è stato anche incontrare tante altre realtà, tante altre bellissime esperienze, era quello che sognavo di fare. Prima di lasciare Los Angeles, vogliamo ringraziare quanti hanno contribuito a rendere possibile la nostra splendida avventura. Dal presidente della regione siciliana Renato Schifani all'assessore alle attività produttive Eddie Tamaio e il consolato generale di Los Angeles. Lasciamo la California con le parole del vice ministro delle imprese e del Made in Italy. La prima parola è un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo meraviglioso evento. Grazie agli organizzatori, grazie a chi l'ha pensato e concepito, ma grazie soprattutto a voi che l'avete reso possibile per essere riusciti a portare il meglio dell'Italia in questo paese. E il meglio dell'Italia sbarca a Tokyo il 26 agosto. Tra la festosa accoglienza dei giapponesi, entusiasti e partecipi di innumerevoli eventi che hanno visto protagonisti illustri. Sui palchi del Villaggio Italia si sono alternate proiezioni e musica d'autore. Apprezzatissima l'esibizione dei solisti dell'Accademia di Perfezionismo per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala. Ma Tokyo è stata anche l'occasione per rafforzare la collaborazione istituzionale con il Paese del Sollevante, nell'ottica di una fratellanza che unisce i popoli a prescindere dall'emisfero. In questo contesto, il Made in Sicily di Giovanni Callea e Davide Morici ha organizzato una collaborazione artistica tra il maestro giapponese Nakajima Hiroyuki e il ceramista siciliano Domenico Boscia, che hanno eseguito dal vivo la performance L'Italia abbraccia il Giappone, evento teso a mostrare come culture distanti possano collaborare e produrre insieme. Nave Vespucci è stata sempre al centro dell'attenzione ed ha ospitato il ministro della Difesa Guido Crosetto in una speciale serata che ha visto protagonista la cucina ed i vini italiani. Le degustazioni sono proseguite nel Villaggio Italia tra entusiasti sommelier giapponesi che hanno avuto modo di apprezzare le nostre migliori etichette. Non sono mancati momenti spettacolari, come la scalata di Serena Autieri ad uno degli alberi del mitico veliero. Tutto è stato perfetto, condito dai sorrisi e dagli applausi del popolo nipponico, che ha goduto, come già avvenuto nelle tappe precedenti, di quel vento di gioia e di buon vivere che l'Italia esporta in tutto il mondo. Villaggio Italia è proprio l'espressione del genio e della creatività che ci ha reso protagonisti della storia dell'umanità. Comandante ed equipaggio dell'Amerigo Vespucci sono esempio da seguire per quanti pensano che il mare sia una distanza incolmabile, mentre invece è un ponte naturale tra uomini e donne che condividono gli stessi ideali di pace, fratellanza e solidarietà. Più lungo è il viaggio, maggiore è la soddisfazione di chi riesce a compierlo, o per dirla con le parole scritte a lettere d'oro sul ponte,
non chi comincia, ma quel che persevera. L'Amerigo Vespucci continua il suo tour mondiale fino a febbraio del 2025, ambasciatrice di un'Italia che ci rende orgogliosi e fieri di essere italiani.